Presidente, oggi qui si presenta un osservatorio sull'imprenditoria femminile voluto dalle pari opportunità, realizzato dalla Confederazione del Veneto tramite il suo ufficio studi e che dà degli spunti interessanti. Un'ottica da artigiana, perché si è parlato di tutto, però in realtà lei è un'imprenditrice artigiana di successo. Allora, credo che questa ricerca sia partita con la volontà, oltre che di esaminare dei dati, di poter dare degli orientamenti per un mercato delle imprese e del lavoro che ovviamente si sta rimodulando, per certi aspetti rivoluzionando. I dati che noi abbiamo all'interno di questa ricerca sono dei dati che sostanzialmente confermano che le imprenditrici, soprattutto quelle artigiane, oltre a crescere numericamente pur in un momento di crisi, riescono anche a dare dei nuovi modelli organizzativi dell'impresa, cercando di utilizzare all'interno del sistema che loro organizzano quei valori che sono tendenzialmente caratterizzanti del genere femminile. Cosa intendo? Dei dati che sono stati abbastanza sorprendenti sono stati dei dati sul tema della conciliazione. La ricerca dice che per quanto riguarda le imprenditrici artigiane la conciliazione e il fare impresa è possibile e ovviamente diventa più un ostacolo per manager piuttosto che per lavoratrici. Questo tendenzialmente, facendo un'analisi abbastanza semplice, potrà anche essere determinato dal fatto che gli orari che l'imprenditrice può scegliere sono più flessibili rispetto alla lavoratrice. Quindi i dati dicono che occorre continuare sul tema della conciliazione, però per quanto riguarda il campione di donne intervistato è emerso il fatto che reti parentali prima e soprattutto una gestione diversa della propria vita dopo hanno consentito sia il fare impresa che il fare famiglia. Ovviamente questo sfatando un po' quel mito che dice che per forza dobbiamo scegliere una cosa o l'altra. Naturalmente su questo bisogna ragionare sulla qualità della vita di queste donne, per quello dico occorre comunque implementare le politiche. Da questo punto di vista ovviamente faremo tesoro di questi dati per sottoporre alla Regione eventualmente delle nuove iniziative per quanto riguarda il tema della conciliazione. Per quanto riguarda invece il tema delle imprenditrici, diciamo che si sono caratterizzate in un settore economico che non è definito in modo particolare, però si vede che soprattutto le nuove imprese hanno scelto di andare sui settori dell'innovation technology, sui settori della grafica, sui settori delle confezioni barra tessile, ma nell'ambito del design. Quindi anche qua ricercando nell'ambito di quella che è una professionalità più completa, una innovazione di impresa che ovviamente in tempi come questi diventa poi una start-up che può essere sia nell'ambito del design ma poi anche nell'ambito della produzione. Importante è anche comunque lo spostamento delle percentuali di donne che occupano posti nell'ambito tecnologico-scientifico. Da questo punto di vista emerge anche, seppur con difficoltà visto il contesto economico in cui stiamo vivendo, la possibilità di dire che oggi molte più donne, e qua mi permetto di sottolineare che le politiche che anche il sistema Confartigianato ha portato avanti, soprattutto nelle scuole, di andare nelle scuole a spiegare che le donne possono anche scegliere studi che prettamente prima erano maschili, quindi tecnologia, matematica, scienza, hanno dato da un punto di vista obiettivo di adesso la possibilità a giovani di intraprendere nei settori che ovviamente sono quelli emergenti. Penso al settore dell'energia, penso al settore dell'ambiente, penso al settore del turismo, che ovviamente avrà sempre una base lavorativa caratteristica di quel settore, ma che con i giovani sta innovando i processi di erogazione di servizi del settore stesso. Presidente, la Commissione ha voluto fortemente una ricerca, collaborando insieme all'Ufficio Studi della Confederazione del Veneto, per fotografare l'imprenditoria femminile nella nostra regione, ma soprattutto andare a sondare quali potrebbero essere i futuri mestieri per dare lavoro alle donne. Sì, questo proprio veramente l'abbiamo fortemente voluto, proprio perché non ci piace piangerci addosso, ma ci piace guardare in prospettiva quali possono essere le soluzioni di successo per reinventare un nuovo lavoro, per riqualificarci come persone, per avere ulteriori fonti di reddito che sono decisamente importanti in questo periodo.
La ricerca evidenzia che le donne imprenditrici stanno svolgendo un ruolo importante in questa fase difficile dell'economia, perché hanno dei tassi di sviluppo assolutamente all'antipodi rispetto a quelli generali, ma e soprattutto a quelli degli uomini, nel senso che loro sono in positivo, mentre le imprese degli uomini chiudono, sia nell'artigianato che nell'economia generale. Lei che lettura ne dà da imprenditrice? Non è altro che una conferma di quello che è essere donna, perché la donna sa trovare nella difficoltà il meglio di sé e quindi procedere con passo sicuro e costante, trovando magari delle situazioni anche di conforto e di aiuto da parte delle istituzioni verso il progresso decisamente positivo per sé, per la propria famiglia, per il proprio lavoro. Un'altra cosa che emerge dalla ricerca è che le imprenditrici, a differenza delle donne lavoratrici e delle manager, soprattutto quelle artigiane, non individuano nella conciliazione dei tempi di lavoro e della famiglia un problema, nel senso che sanno che è un problema da affrontare all'inizio e quando partono è una cosa superata, vogliono essere trattate da impresa. Le ritorna questa cosa che emerge? Mi ritorna in parte, secondo me manca una consapevolezza di quelli che possono essere i mezzi della conciliazione, cioè perché fare fatica e soffrire sulle proprie spalle quando invece ci sono delle possibilità di essere aiutate? Direi che è il caso di imparare a poter contare anche sugli altri e a chiedere aiuto quando serve. Il ruolo della Commissione, chiudiamo con una battuta, che cosa avete fatto e cosa intendete fare nel prossimo futuro? Noi vogliamo essere un ascoltatore attento e costante a tutte quelle che sono le istanze della nostra gente, del nostro territorio e quindi essere anche da portatrici sane di valori positivi per le donne della regione del Veneto. Prossimamente noi ci occuperemo di politica perché abbiamo sempre bisogno di donne, sempre un maggior numero di donne in politica, ci occuperemo ancora di imprenditoria, ci occuperemo di conciliazione e purtroppo ci occuperemo ancora di violenza alle donne perché è una realtà in costante aumento.